perché possa tornare a essere il cardine della vita d'Europa. E nel giorno della festa della liberazione vi raccontiamo la storia di una staffetta partigiana, oggi 94enne. La sua testimonianza e il suo messaggio per i giovani, la Resistenza dice una cosa bellissima. L'inviata è Anna Milana. È la mia storia, è la mia giacca da partigiana e le motrine le avevo fatte tutte io per tutti i partigiani. Da quanti anni ce l'ha? Da quando avevo credo 16 anni. Stessa giacca, identici ideali, Ebbe Bavestrelli, 94 anni. Tanti chilometri percorsi da staffetta sulle montagne piemontesi. Ha mai avuto paura? Ma quello che è incredibile no, non mi sono mai accorta di far fatica, o forse era l'ideale che reggeva, può anche essere, sa. Ebbe portava medicine, messaggi, munizioni, fu arrestata, racconta, appena libera riprese la lotta. Io ho preso la mia bicicletta, sono caduta in mezzo al sangue perché avevano appena ammazzato un mucchio di giovani ostaggi e avevo vicino il tedesco, me lo ricordo, con gli stivaloni e il mitra puntato e dalle case mi urlavano scappa o ammazza anche te. E là tutte insanguinate eccetera, ho preso su e sono andata avanti. 77 anni dopo lo sguardo ancora in avanti, ci dice Ebbe, e quel testimone va passato più in là. Cosa direbbe ai ragazzi della Resistenza? Che la Resistenza è stato un periodo bellissimo, che non bisogna mai lasciarsi andare alla violenza immediata e inutile, però bisogna avere il coraggio di reagire. Manifestazioni in tutte le città italiane. A Milano nel pomeriggio grande partecipazione al tradizionale corteo organizzato dall'ANPI, ma anche polemiche e contestazioni. Inviata Andrea Borghi.